Arriva qualcuno. Un vecchietto col cappello. Sono più pericolosi. Ciao bellissimi! Oggi, come avete visto giovedì... No, aspetta, giovedì non avete visto niente. Ciao bellissimi! Domenica siamo stati a Stella e abbiamo visto che c'erano le cascate di Crosis, ma non ci siamo andati, quindi oggi recuperiamo. E con noi c'è un ospite speciale che è la mia carissima, piccolissima e molto... Grazie. sorella Letizia. Girate e presentati. Ciao, sono sempre io. Quella piccolissima e bellissima. Io non ho detto bellissima. Sì. Prima di mostrarvi il sentiero vi faccio vedere esattamente da dove si parte. C'è un paesino tra Zome Ice, che è subito dopo Trecento, e Stella, che abbiamo visto domenica, che si chiama Malemaseria. E qua parcheggiamo. Eccolo qua Malemaseria. Là c'è un cane che abbaia e là è la macchina. Ma sei pronta per questa... Fa freddo. per questa escursion walk? I vostri cuccioli di cane. Abbiamo letto su un sito che la camminata per le cascate di Crosis dovrebbe essere un percorso molto semplice, adatto alle famiglie, ai cani, ai gatti, ai maiali addomesticati. Dobbiamo fare la scalata dell'universo. Cos'è sta cosa? Ti sembra Forse un sentiero? non è proprio quello che Qua inizia il sentiero delle cascate di Crosis, ma se non tengo il microfono vicino è come non averlo detto. Ecco, qua è dove inizia il sentiero delle cascate di Crosis, qua del cartello, qua dove vedete Letizia, insomma, quando venite parcheggiate quando la vedete. E scende giù per di qua. È un sentiero. Boh dai, direi che ci siamo spaventati prima del tempo. In realtà il sentiero è iniziato un po' pendente, ma adesso è già molto molto semplice. Hai notato che siamo tipo tornati a Zome Ice? Le cascate. Le cascate secondo me si possono raggiungere con un sentiero che parte da Zome Ice, quindi noi abbiamo allungato il sentiero. Ma guarda che c'è qualcuno che corre. Magari loro lo sanno, ma non si sono fermati. Ci hanno mentito. Chi? Il cartello. Perché? Perché siamo tornati giù al paesino e abbiamo fatto la strada inutilmente. Non fidatevi dei cartelli. Mentono. Qua è pieno di cartelli con scritto proprietà privata, vietato l'accesso ai non addetti ai lavori, però sentiamo il rumore dell'acqua venire da quella direzione. Quindi ce ne freghiamo dei cartelli, perché i cartelli mentono. I cartelli mentono e qua sembra esserci un sentiero. Cosa stai guardando lì? Speravo ci fosse scritto qualche cosa, tipo, sì, c'era una fiera qua, così ci sono no, cavi elettrici. Attenzione! Penso che queste cascate siano una fantastica meta turistica, soprattutto d'estate, per fare il bagno. D'inverno è un po' inutile venirci. Abbiamo confermato i nostri sospetti per i quali si possa raggiungere le cascate di Crosis senza il percorso escursionistico che abbiamo fatto noi. Semplicemente parcheggiando a Zome Ice
vicino alla chiesa magari, e seguendo quella che si chiama via Zimor. È molto molto semplice. Letizia ha appena trovato un prodotto locale. I pomodori di Zomeai. Che strani però. Ce n'è altri. Sì, sono sicuro che molte persone mi scriveranno: come fai a non conoscerli? Adesso però proviamo a scoprire se è possibile andare in macchina sopra alla diga di Arturo Malignani, cosa che non vi abbiamo detto. L'unica nozione storico-culturale che abbiamo scoperto riguardo alle cascate, che sono nate grazie alla costruzione della diga da parte di Malignani nel 1800. Ho detto fine 1800, inizio 1900. Fine 1800, inizio 1900. Interesting. Me l'ha detto Malignani in persona. È più vecchia di quello che sembra. Ecco, siamo già arrivati. In realtà il navigatore non era neanche necessario, perché basta imboccare la strada che porta verso Vedronza. Si trova questo Gesù con un parcheggio bello ampio davanti, e c'è anche un cartello con scritto Fora del Torre. Adesso scendiamo, vediamo come sono le cascate da sopra la diga. Questo Gesù. No! Mi sa che non si può proprio. Mi sa che non si può. Beh, le vediamo lateralmente. Wow! Yeah! Belle! Spettacolo! Ok, questa deviazione è stata abbastanza inutile. Andiamo a casa? Sì, in realtà non così inutile, perché abbiamo scoperto che è inutile, e questa è già una scoperta interessante. In realtà qualcosa si vede. Il colore dell'acqua è spettacolare. Conosco una persona che lo adorerebbe. Tacca, quindi non è stato così inutile. Lei però ha freddo. Come si dice, anche per oggi è tutto? E anche per oggi è tutto. Ripasso la linea a voi del Telestina Plaza.